Il boato liberatorio della curva sud dei tifosi del Vicenza dopo il fischio finale di una partita incredibile. Vicenza-Lecce finisce 2-1 con un rocambolesco rovesciamento di fronte del risultato dalla metà del secondo tempo fino al termine. Vicenza è una città blindata, uno spiegamento di forze dell'ordine eccezionale, ha stretto le opposte tifoserie in cordoni di sicurezza che hanno impedito fino alla fine che accadessero scontri o tafferugli, anche nel finale, il momento più delicato del match, che ha visto deludere le aspettative dei pugliesi. Per la cronaca un petardo lanciato dai tifosi giallo-rossi ha stordito il portiere del Vicenza che è uscito in barella. Qui la partita è stata sospesa per 11 minuti. Decine di autobus hanno atteso l'uscita dei tifosi ospiti all'interno del recinto di sicurezza del Menti, sotto lo sguardo vigile dei reparti antisommossa schierati. Sono stati accompagnati in stazione sotto scorta senza che si registrassero violenze fino alla fine. Un ottimo risultato per Vicenza, ma anche per il Lanerossi Vicenza, che al 58esimo del secondo tempo ha infilato il gol della vittoria. L'obiettivo di oggi è stato raggiunto. Il destino dell'Ane si giocherà domenica prossima.